AAA, cercasi mezzo di pagamento semplificato. Il grido di allarme, a dire il vero lanciato fin da subito, è quello del mondo dell'agricoltura, orfano dei voucher, brancola ora nel nulla. E se in Veneto complessivamente sono stati utilizzati nel 2016 4.000 buoni, nel Vicentino si parla di qualche centinaio. Dal 2011 al 2015 l'utilizzo è stato costante su circa 1.900.000 buoni. Si può dire che per la vendemmia nel Veneto sono stati utilizzati nel 2016 400.000 buoni. L'abolizione dei voucher fa fare un passo indietro al settore e finisce per pagare le pecche da altri. Si è dimostrato che non c'è stato un abuso per l'agricoltura. L'agricoltura è quella che occupa meno dipendenti con i voucher degli altri settori. Eventualmente la riforma doveva riguardare gli altri settori e non l'agricoltura. Intanto, mentre al governo si discute nel mondo dell'agricoltura, i tempi stringono. La raccolta di alcuni prodotti ortofrutticoli è già avviata, mentre si avvicina a grandi passi la vendemmia. Serve al più presto, dicono, uno strumento ad hoc. Sicuramente una semplificazione della norma in modo da poter reperire nel momento giusto il personale sufficiente.